Secondo appuntamento con i report sulle strutture ospedaliere che fanno capo ad Asugi, quello dedicato ad ortopedia a Gorizia e Monfalcone, diretto dal dottor Jacopo Bonica, ha illustrato una serie di dati più che positivi per quel che concerne l'attività chirurgica, quella ambulatoriale e i tempi di attesa. Riorganizzazione, la programmazione regionale, i tanti sforzi, l'impegno dei professionisti sta dando buoni risultati. La comparazione è stata effettuata fra il 2024 e il 2019, vale a dire il periodo prepandemico. La struttura fa riferimento al Dipartimento Chirurgico dell'ospedale di Gorizia e Monfalcone e punto di riferimento per la presa in carico delle patologie ortopediche e traumatologiche dell'apparato muscolo-scheletrico, con un'offerta che include prevenzione, diagnosi e trattamento in urgenza e emergenza. L'attività comprende anche la formazione universitaria e la ricerca clinica, in sinergia con l'Università di Trieste e altre istituzioni nazionali ed internazionali. I posti letto a disposizione dei due presidi complessivamente sono 43. Nel 2024 i ricoveri sono stati circa 1600 e la degenza media si è attestata fra i 6 e i 7 giorni. Fra gli interventi, quelli più eseguiti riguardano le sostituzioni protesiche. Fin qui i dati generali. Rispetto al periodo prepandemico, l'attività chirurgica è cresciuta dell'11,73%, del 6% in più rispetto al solo 2023. Per quanto concerne i tempi di attesa, Bonica si è concentrato intanto su quelli degli interventi per la frattura del collo del femore. L'indicazione a livello nazionale è che l'80% di questi avvenga entro 2 giorni. Fra il 2019 e il 2024 il numero di quelli che rientrano nei tempi previsti è cresciuto del 30%, a fronte fra l'altro di un incremento di interventi pari al 9%. E cresce ulteriormente nei pazienti over 65. I tempi di attesa sono migliorati anche per quanto concerne le visite ambulatoriali, il cui numero è cresciuto in maniera considerevole nel corso del 2024. A questi dati, ha spiegato Bonica, si è arrivati seguendo 2 percorsi. Il primo principio è stato quello di coinvolgere i collaboratori in un progetto di ottimizzazione dei percorsi e poi siamo andati ad analizzare quelle che erano le criticità che determinavano risultati meno soddisfacenti e andando a eliminare quelle che potevano essere le difficoltà siamo riusciti a ottimizzare tutti i percorsi di cura e quindi di conseguenza anche il numero e i volumi di attività. Questi risultati nel rispetto dei tempi d'attesa, negli interventi di frattura collo-femore, sono indicatori di un sistema che mette in collaborazione in rete i professionisti, hub, spoke e tutte le discipline per una presa in carico del paziente complessiva.